Una mozione che impegna la Giunta regionale a celebrare il 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda, prima donna italiana vincitrice del premio Nobel per la letteratura nel 1926, con il coinvolgimento dell'ISDRE, l'ente che gestisce e cura i musei deleddiani e la casa natale della scrittrice nuorese. L'hanno presentata nell'Assemblea Sarda i consiglieri regionali del Nuorese, Roberto De Riu, primo firmatario, Elena Fancello, Franco Mula, Pierluigi Saiu e Giuseppe Talanas. È doveroso che la Giunta regionale disponga tutti gli atti al fine di organizzare le celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda, che cade nel 2021, una delle figure più illustri della nostra isola, rileva De Riu. La scrittrice nuorese riveste una particolare importanza nel panorama culturale mondiale. Tramite le sue opere ha dato ed illustra la Sardegna, raccontando la nostra terra nelle sue innumerevoli sfumature, rappresentando un modello dirompente in un momento storico in una terra poco incline a premiare l'ambizione femminile. Grazia Deledda è un simbolo di Nuoro e dell'intera Sardegna, aggiunge il consigliere De Riu. Per questo motivo ritengo indispensabile omaggiarla attraverso un calendario di appuntamenti. Le manifestazioni celebrative sono anche un valido strumento per la promozione della cultura e della storia dell'isola. È nostro dovere ricordarla e far conoscere le sue opere alle giovani generazioni. Per l'intera Sardegna si tratta di una grande opportunità di turismo culturale che, conclude De Riu, in un momento molto difficile per il settore, non può essere sottovalutata e deve essere anzi utilizzata al meglio.